Intanto vi do ovviamente il benvenuto e un grande ringraziamento a tutti per essere qui. So che non è molto agevole raggiungere la sede della regione, soprattutto per chi viene, qualcuno giustamente stamattina ha detto magari farla anche nell'entroterra ogni tanto, però... Si è svolta sabato scorso a Palazzo Balbi la conferenza stampa del presidente della regione Luca Zaia con la giunta al completo per illustrare gli impegni più significativi e importanti che la giunta regionale ha affrontato nell'ultimo anno. Il presidente Zaia ha esordito con un ringraziamento al mondo della comunicazione. Noi senza comunicazione non saremmo nulla, ricordando in particolare la dedizione con cui i giornalisti hanno seguito e pubblicato le notizie relative alla pandemia. Un ringraziamento di cuore a tutti i giornalisti, alle testate del Veneto e a tutti coloro che nelle diverse dimensioni ci hanno permesso di raggiungere i veneti e comunicare con loro. Il secondo passaggio di ringraziamento è stato per i dipendenti della regione. Grazie al loro impegno, noi chiediamo sempre di più, si sono raggiunti tanti obiettivi e tanti risultati. In descrizione il link del video con il quale si elencano tutti questi passaggi, eventi, impegni e risultati conseguiti nel corso del 2022. Pew, 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 pew.